Focus TG, sono le 12 in punto di giovedì 27 gennaio. Un buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Veneto e dal Veneto. La definiamo così perché non solo abbiamo tanti servizi che coprono tutto il nostro territorio regionale, ma avremo anche tanti collegamenti in diretta con Padova, con Bassano, con il Trevigiano, insomma, come mi piace definirlo, oramai lo sapete perché siete tantissimi a seguirci, è un menù quanto mai ricco, anche quello di oggi. Oggi, dicevamo, 27 gennaio, giornata della memoria, una giornata in ricordo delle atrocità dell'Olocausto, del massacro di milioni di ebrei. Ebbene, noi ricorderemo questi fatti e vi racconteremo anche una storia che proprio noi di Rete Veneta abbiamo trovato, raccontato e vi abbiamo proposto dopo 78 anni di segreto, perché questa famiglia aveva mantenuto proprio il riserbo su questa storia familiare legata alla vita di due baroni ebrei che sono stati salvati proprio qui, a pochi passi dal Bassanese, da una famiglia di coraggiosi partigiani, di coraggiosi che hanno voluto, diciamo, mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare quella altrui. Ma insomma vi racconteremo questo, vi racconteremo tanta cronaca, tanto spazio alla sanità, all'attualità e poi parleremo di quello che sta succedendo a Roma con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Insomma, come dicevamo, tanta carne al fuoco, ma partiamo da uno dei momenti più attesi di questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione. Perché? Perché andiamo a vedere insieme il bollettino, il report di Azienda Zero, un report che fa riferimento, lo ricordiamo, alle ultime 24 ore in Veneto per quello che riguarda il monitoraggio della curva epidemiologica. Andiamo a vedere immediatamente le variazioni rispetto al 26 gennaio. Ebbene, il delta dei nuovi positivi in Veneto fa segnare un più 18.998, quindi praticamente 19.000 nuovi casi di contagio in Veneto, che fanno salire il numero complessivo da inizio pandemia ad oltre 1.102.000 casi di positività in Veneto. Andiamo però a vedere se questo dato, 19.000, è grosso modo in linea con il trend delle ultime settimane, anche se abbiamo toccato dei picchi più alti. Andiamo a vedere altri dati incoraggianti, quelli che noi andiamo ad analizzare sempre quotidianamente insieme a voi, che riguardano le ospedalizzazioni e le terapie intensive. Ebbene, fortunatamente vediamo due segni negativi davanti sia al numero di ricoveri in area non critica, -2, ma soprattutto -5 terapie intensive. Insomma, se è ancora presto per dire che gli ospedali si stanno svuotando perché 2 ricoveri in area non critica in meno certamente fanno piacere, ma sono numeri ancora contenuti, le 5 terapie intensive in meno sono invece un dato che sicuramente ci fa sorridere, ci fa ben sperare. Purtroppo è sempre, come sapete, uno dei momenti più difficili di questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione, quella di commentare, di andare a parlare del numero di decessi rispetto alle scorse 24 ore. Purtroppo in Veneto si segnalano appunto 17 decessi per Covid nell'arco delle ultime 24 ore. Rientriamo in studio, la regia è fulminea perché i tempi sono serrati, abbiamo tanto di cui parlare. Ieri è stata una giornata importante in tutta la regione
perché è stato il primo vero giorno a regime della piattaforma regionale per quello che riguarda la gestione dei casi e della comunicazione fra soggetti positivi e azienda ospedaliera, ma è stato soprattutto il primo giorno a regime nelle farmacie per quello che riguarda i tamponi gratis di fine quarantena e fine isolamento. E allora noi vediamo com'è andata. Dopo qualche giorno di incertezza, di regole e linee guida non chiare, finalmente le farmacie del Veneto mercoledì mattina hanno avuto il via libera per effettuare i tamponi gratuiti di fine quarantena. Le farmacie sono finalmente operative. Da oggi possiamo fare quello che era stato promesso. La normativa è comunque complessa, non tutti possono rivolgersi alle farmacie, ci sono categorie precise che possono chiedere il tampone gratuito. I soggetti che sono in fine quarantena, soggetti che sono stati a contatto con positivi, oppure siamo in grado anche di chiudere la positività. Chi è venuto a contatto con un positivo ed era stato messo in isolamento può venire da noi per fare la fine isolamento. Ecco, ripeto che tutti questi tamponi saranno gratuiti. Fondamentale poi, per non appesantire il lavoro e rallentare tutte le procedure, arrivare in farmacia con i documenti corretti. Le persone in farmacia devono portare una documentazione e una certificazione. La certificazione la possono trovare su un sito dell'azienda Zero. Bisogna entrare infatti in sorveglianzacovid.azero.veneto.it. Si entra in certificati e scheda personale e con lo SPID o la carta d'identità elettronica si può scaricare il documento che servirà poi in farmacia. Via libera l'accesso in farmacia anche per gli studenti e per tutto il mondo della scuola che ha bisogno del tampone di fine quarantena o isolamento. Possono venire anche i contatti scuola, studenti scuole secondarie di primo o secondo grado in regime di autosorveglianza, ma anche i bambini e alunni identificati come contatti scolastici. Per chi si presenta per la fine della quarantena scolastica, però, ulteriore passaggio burocratico. Si deve avere un documento della scuola firmato dal preside. Il via libera arriva dopo giorni di caos e telefonate di ogni tipo. Noi da lunedì mattina avevamo praticamente 3 persone che rispondevano continuamente alle telefonate, ma dicevano quello che si poteva dire, cioè che non sapevamo ancora come fare. Insomma, finita l'incertezza, ora si passa alla fase operativa, con i farmacisti ancora una volta in prima linea. Da tempo stiamo dando voce ai cittadini dell'area dell'ULSS 7 Pedemontana che ci raccontano e vi raccontano storie di ordinaria disorganizzazione e di servizi legati proprio alla struttura dell'ULSS 7 Pedemontana, in particolar modo all'ospedale San Bassiano. Ebbene, abbiamo raccolto le dichiarazioni del sindacato degli infermieri che alza la voce in maniera perentoria, in maniera chiara e si dice anche pronto alla mobilitazione in merito alla decisione dell'ULSS 7 Pedemontana che ha utilizzato la categoria degli infermieri sanitari per guidare le auto mediche. Vediamo. Dal 1° novembre l'ULSS 7 Pedemontana sta sperimentando l'utilizzo degli infermieri alla guida delle automediche, una sperimentazione che si dovrebbe concludere con il mese di gennaio e che ha sollevato critiche e polemiche. I sindacati chiedono con forza che la sperimentazione venga interrotta con gennaio e che la direzione generale dell'ULSS comunichi al più presto cosa intende fare poi. La sperimentazione dovrebbe chiudersi con il mese di gennaio. Noi chiediamo fortemente che questa sperimentazione si chiuda e che si assumano gli autisti. A sostegno della posizione, il Nursind porta come esempio un caso concreto, realmente accaduto. C'è un caso emblematico, successo nel mese scorso, in cui in un codice rosso è uscita l'ambulanza con l'operatore e l'automedica con infermiere e medico a bordo. Il rientro di un codice rosso importante, perché poi il paziente al suo arrivo è stato intubato.
Secondo il suo profilo professionale, sostiene il Nursind, l'infermiere ha competenze specifiche che andrebbero rispettate e invece la gestione attuale del servizio da parte della direzione dell'ULSS 7 farebbe emergere quella che viene definita disorganizzazione in un settore nevralgico per l'assistenza ai pazienti. L'infermiere, invece di essere su in ambulanza ad assistere il medico nell'assistenza, ha seguito l'ambulanza con l'automedica per farla rientrare. Questo riteniamo che non sia organizzazione, ma assoluta disorganizzazione. Questo è bene che anche i sindaci della zona incominciano a porsi il problema della sicurezza degli utenti. Il Nursind ritiene che gli infermieri devono stare a bordo delle ambulanze a fornire assistenza al personale medico e non guidare automobili. Servono assumere dei autisti soccorritori, di cui c'è una graduatoria della Regione Veneto disponibile. Non solo, basta fare una richiesta di autorizzazione come ha fatto l'ULSS Ottoberica per l'automedica di Arzignano, sono stati subito concessi, quindi non ci sono scuse in questo ambito, è solo una scelta ben precisa dell'amministrazione. Il sindacato invita la direzione dell'ULSS 7 ad assumere personale con quel ruolo specifico, insomma, piuttosto che mescolare i compiti. In caso contrario, sono pronti alla mobilitazione. Se le cose continuano così, ovviamente noi andremo a manifestare il nostro disagio anche sotto la sede dell'ULSS 7B Pedemontana. Adesso una piccola pausa, poi torniamo per dare spazio alle celebrazioni della giornata della memoria, tanta cronaca, tanta attualità, tante curiosità, i nostri collegamenti, insomma, non mancate, a fra poco. Focus TG, manca poco alle 12:15, siamo in diretta, vi terremo compagnia fino alle 13:30 portando a casa vostra l'informazione del Veneto. Ebbene, continuiamo a parlare di sanità, continuiamo a parlare anche di emergenza Covid. Perché? Perché prima abbiamo letto il report, l'ultimo bollettino di Azienda Zero, che ci ha strappato un piccolo sorriso con il -5 terapie intensive rispetto al giorno di ieri, rispetto a 24 ore fa. Adesso ci spostiamo a fare una panoramica generale dell'azienda ospedaliera di Padova che in questi 2 anni ha curato quasi 1000 pazienti Covid proprio in terapia intensiva e non solo. E allora facciamo un attimo il punto, vediamo com'è andata. Io mi chiedo perché una persona, per perseguire un proprio principio, diciamo, che io non condivido e che non ha nessun fondamento dal punto di vista scientifico, si lasci morire in questa maniera. Lo considero un qualcosa di, vorrei dire, inaccettabile, ingiustificabile, incomprensibile. Nelle 2 terapie intensive Covid attualmente aperte a Padova, quella centrale e quella del Sant'Antonio, casi simili non sono mai accaduti. Il dialogo costante con i pazienti e con le famiglie ha impedito che persone non vaccinate rifiutassero le cure. 992 pazienti curati in poco più di 23 mesi, 670 solo nel reparto diretto da Ivo Tiberio. Un centinaio di professionisti impegnati, racconta Tiberio, che rispecchia con i suoi toni pacati e modi garbati la professionalità di un'equipe di un centinaio di professionisti, tutti provati come lui, che la stanchezza l'ha dipinta negli occhi. Persone che grazie all'uso dei presidi in ospedale non si sono contagiati, racconta fiero della sua squadra e della sua azienda Tiberio, che invita i malati Covid a non perdere tempo. Più il paziente arriva in condizioni precarie all'inizio o altre problematiche associate, o un paziente soprattutto se è un po' più avanti con gli anni, la capacità di ripresa può essere condizionata da tutta una serie di queste variabili che ho detto e quindi può essere un recupero molto lento. Poi ci sono pazienti che ci mettono, soprattutto quelli che stanno diverse settimane in rianimazione, ci possono mettere anche mesi a recuperare. Adesso la terapia intensiva centrale torna ad accogliere anche altri pazienti e questo è un successo, racconta il medico, che in questi 2 anni ha identificato 3 tipologie di malati. Abbiamo pazienti che stanno 30, 40 giorni, 50 giorni, purtroppo ce ne sono. Lì l'evoluzione del ricovero dipende sostanzialmente da alcune variabili. Le variabili più importanti sono la gravità all'ingresso, la risposta alle terapie, la presenza di altre patologie associate
e anche ovviamente l'età del paziente. Quando più il paziente è giovane, tanto più recupera rapidamente in genere. Un paziente della prima ondata ha occupato un letto della terapia intensiva per 4 mesi. Ne è uscito bene. 70 anni, una vita attiva e sportiva. È tornato alla normalità e con i suoi medici è andato anche a bere uno spritz. Hanno bevuto uno spritz l'altra sera in piazza a Pieve di Soligo 150 Novax per una manifestazione appunto definita l'aperitivo Novax, che ha sollevato tante polemiche. Il sindaco Soldán è stato categorico, ha definito assolutamente inconcepibile questa manifestazione e pronto a comminare multe salate. 150 in piazza a Pieve di Soligo per l'aperitivo Novax. Si sono incontrati ieri sera nel centro cittadino, tutti rigorosamente senza mascherina, portandosi cibo e bevande da casa e inscenando una particolare forma di protesta. È un atteggiamento che non condivido, perché siamo sempre stati disponibili al confronto e all'incontro con le persone delle diverse opinioni. I manifestanti, che si erano dati appuntamento via social alle 18:30 in piazza, hanno voluto dimostrare ai gestori dei locali quante persone non possono accedere alle loro attività. Appena abbiamo avuto minimamente contezza, abbiamo preallertato chi di dovere affinché predisponesse un minimo di vigilanza, cosa che è avvenuta, e poi per i successivi controlli che avverranno appunto nei prossimi giorni, proprio in funzione della presenza delle telecamere in questo luogo. Il sindaco Soldán è assolutamente contrario a queste forme di protesta che, a sua opinione, esulano qualsiasi forma di normalità in un contesto di emergenza sanitaria e pertanto chiederà alle forze dell'ordine di multare i partecipanti che hanno aderito a questa iniziativa con la massima pena. No, non ci sono stati momenti di tensione, perché è stato scelto, visto il numero importante di persone che hanno aderito a questa iniziativa, di non procedere all'identificazione sul posto, perché poteva generare problemi di ordine pubblico, per cui la scelta è stata quella di assecondare ciò che stava avvenendo, decidendo di perseguire poi i responsabili nei giorni successivi. Ma le preoccupazioni del sindaco rimangono. La mia preoccupazione è quella che ci sia una forma di attività di questo tipo che si sposti dai comuni, nei vari comuni, proprio in barba a qualsiasi forma di autorizzazione e quant'altro. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi dell'entrata in vigore delle nuove regole per le attività commerciali, per gli esercenti che devono richiedere l'obbligo di Super Green Pass ai propri clienti. Ebbene, ci colleghiamo adesso con la nostra collega Sharon Di Carlo direttamente dal centro di Bassano del Grappa. Perché? Perché ha seguito sia ieri che oggi una tematica importante, quella relativa al mondo dei tabaccai. Allora, ben trovata Sharon, raccontaci cosa hai fatto ieri e come è andata anche stamattina. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai anticipato, quella dei tabaccai e del Green Pass è sicuramente uno dei temi più caldi del momento. Come sappiamo, dal 1° febbraio con il nuovo decreto sarà obbligatorio esibire il Green Pass in tutti i tabaccai e le edicole al chiuso, e questo ha creato scompiglio all'interno del mondo dei tabaccai e delle edicole. C'è chi è dell'idea che questo porterà a delle questioni logistiche difficili, perché appunto all'interno dei tabaccai si sta poco tempo, c'è brevità, quindi sarà difficile dover chiedere il Green Pass, essendo comunque un'azione breve quella all'interno di queste attività. E invece c'è chi si sentirà più sicuro con appunto l'utilizzo del Green Pass. Ieri sono stata a Treviso e la situazione era unanime, quindi tutti gridavano alla sicurezza, tutti che dicevano appunto felici di accogliere questo nuovo decreto. Qui a Bassano la situazione simile. L'unica cosa che mi viene da dire è che dicono i tabaccai è questa: non dovremmo, il tema è questo, scusami, mi sentite? Ti sento benissimo, ti sentiamo benissimo. Perfetto. Sharon. La cosa che dicono loro è questo: non dovremmo controllarlo noi il Green Pass, ci sarebbe bisogno di qualcuno esterno
per il controllo del Green Pass, e questo ci renderebbe la vita più facile. Siamo a favore della sicurezza, a favore del Green Pass, però ci sarebbe bisogno di qualcuno esterno che ci aiuti in questa nuova dinamica. Sei stata molto chiara, molto precisa come sempre, Sharon. Ti lasciamo alla tua mattinata di lavoro. Uno spaccato, una fotografia sicuramente importante e interessante, quella che ci hai presentato. Noi la svilupperemo nel corso delle prossime edizioni dedicate all'informazione. Grazie Sharon. Grazie mille, arrivederci a tutti. Noi rientriamo in studio perché fra poco andremo in pubblicità per il nostro secondo break, però prima andiamo a rivedere il report di Azienda Zero sulle variazioni rispetto alle scorse 24 ore per quello che riguarda la situazione legata all'epidemia, ai contagi in Veneto, alle ospedalizzazioni. Siete in tanti che ci scrivete appunto per avere aggiornamenti, e allora noi che ascoltiamo la voce dei cittadini, pronti in diretta, riproponiamo la tabella che rispetto a ieri fa segnare quasi un più 19.000 positivi in Veneto. Il numero complessivo da inizio pandemia sale quindi a 1.102.848. Quindi, come abbiamo commentato anche poco fa, il delta dei 19.000 casi di positività in più rispetto a ieri segue grosso modo il trend di queste ultime settimane, fa segnare un leggero calo, ma i dati più confortanti arrivano dalle ospedalizzazioni che scendono di 2 ricoveri, quindi 2 ricoveri in meno in area non critica. Invece il dato più importante riguarda quelli delle terapie intensive, dove si segna un meno 5 terapie intensive rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo anche oggi dobbiamo constatare e riportare il decesso di 17 persone. Abbiamo ancora qualche secondo di tempo prima di prenderci appunto una piccola pausa, e allora andiamo a vedere come stanno andando invece come sta andando la campagna di vaccinazione. Ultimo aggiornamento anche questo alle 23:59 di ieri sera, quindi il dato ufficiale che ci fornisce la Regione del Veneto. Nella giornata di ieri sono state somministrate oltre 31.000 dosi di vaccino, di cui, come potete vedere, 1.526 prime dosi, 3.825 seconde dosi, cicli completati, e oltre 26.000 booster, le famose terze dosi. I dati complessivi fanno segnare un 10.242.779 vaccini inoculati in Veneto dall'inizio della disponibilità dei vaccini per prevenire il Covid, e gli altri dati li vedete in maniera molto chiara riportati: oltre 3 milioni di prime dosi, oltre 4 milioni di cicli completati e oltre 2 milioni e mezzo, 2.681.000 dosi addizionali. Come detto, ci prendiamo 2 minuti di pausa, torniamo subito perché abbiamo tanto di cui parlare e dobbiamo vedere dei video molto commoventi, molto toccanti sulla giornata della memoria. A fra poco. Il 27 gennaio è la giornata della memoria, per ricordare, per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto e della Shoah. Noi non dimentichiamo, noi vogliamo ricordare, e per farlo vi proponiamo adesso la storia che ci ha raccontato Linda, una bambina di 10 anni che è riuscita a ricostruire la vicenda del suo bisnonno, un eroe silenzioso che a Campese, a pochi passi da Bassano del Grappa, è riuscito, mettendo a repentaglio la sua vita, a salvare quella di 2 ricchi, facoltosi ebrei negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e un
una storia, un racconto che è nato per caso parlando proprio a scuola della giornata della memoria, e da lì si è aperto un capitolo che la famiglia di Linda aveva tenuto conservato, privato, ma che ha deciso adesso di rendere pubblico. Vediamo. Sono Linda Gianesi, ho 10 anni e frequento la quinta elementare 4 novembre di Campese. Ora vi racconterò, con l'aiuto del papà Sandro, della nonna Gabriella e della prozia Antonietta, una storia vera, successa durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonista mio bisnonno Angelo Brunello, chiamato da tutti Gino. Inizia così il racconto di una storia vera, di un uomo coraggioso che ha messo a repentaglio la sua vita per salvare quella di una coppia di ebrei, i baroni Lidia e Giorgio Treves. Una storia rimasta nascosta per proteggerne il ricordo, ma adesso, dopo 78 anni, prima che il tempo ne sbiadisca i contorni, Linda e la sua famiglia hanno deciso di renderla pubblica per salvarne la memoria. Tutto è iniziato a scuola durante una lezione proprio sulla giornata della memoria. Mi sono effettivamente stupita di questa notizia e ho cercato di capire se ci fossero anche testimonianze in tal senso scritte, una letteratura intendo dire. E Linda stessa mi ha confermato che la famiglia ancora non aveva mai rivelato pubblicamente questa storia. Scappati dalla persecuzione dei fascisti, Lidia e Giorgio Treves, che nel 1910 è stato il primo presidente del Calcio Padova, hanno potuto contare sul coraggio e la generosità di Gino, che li ha nascosti e accuditi a Campese. Di giorno rimanevano sempre in camera e uscivano per fare 2 passi solo verso sera. Pranzo e cena lo consumavano nel loro alloggio e la persona preferita per portarglielo era la mia prozia Antonietta. Non ho mai raccontato a nessuno, perché non parlava nessuno di ebrei da quel periodo, perché era un periodo, seguiva paura di tutto. Ecco. E lui mi ricorda sempre che mio fratello aveva una radio, l'unico radio che c'era, che ascoltava Radio Londra alla sera. Dopo un anno nascosti, un gerarca fascista riconobbe per caso il bassotto della baronessa. Oramai la coppia era stata scoperta e fu proprio Gino ad aiutarli nella fuga. Finita la guerra, arrivò al bisnonno Gino un telegramma. Il barone scriveva che erano rientrati a Padova sani e salvi. È stato un atto eroico di mio nonno, perché adesso è facile dirlo, ma a quel tempo nascondere 2 ebrei rischiava la vita. Un verso del Talmud dice che chi salva una vita salva un mondo intero. Gino ne ha salvate 2. Linda, con il suo racconto, ha salvato la memoria, regalando a tutti un motivo in più per non dimenticare. E non vuole dimenticare neanche il comune di Cartigliano. L'amministrazione ha creato un video, anche in questo caso denso di significato, legato alla giornata della memoria. Vediamo. Tanto grande è il rischio di dimenticare che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno. Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse, eppure uguali. La memoria è come il mare. Può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio. La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare. È il testamento che ci ha lasciato Primo Levi. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Oggi più
più che mai è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano. È l'unico modo per sperare che quel terribile orrore non si ripeta. È l'unico modo per farci uscire dall'oscurità. Cartigliano ricorda, Cartigliano non dimentica. E le scuole sono lo scrigno della memoria che bisogna custodire, bisogna difendere proprio affinché cose come queste non si ripetano e vengano ricordate anno dopo anno affinché appunto non si commettano gli stessi errori, le stesse atrocità. Parliamo di scuola adesso, in un certo qual modo legata al tema con cui abbiamo aperto invece il nostro Focus TG, quindi parliamo di una situazione difficile a scuola per quello che riguarda la DAD, ma anche per quello che riguarda la gestione dei tamponi di fine isolamento, di fine quarantena. Vi raccontiamo adesso di alcune mamme arrabbiate alla primaria Giovanni XXIII di Treviso. Lunedì pomeriggio abbiamo ricevuto comunicazione di portare i bambini a fare il tampone a Castelfranco. Mamme preoccupate alla primaria Giovanni XXIII di Treviso che devono portare i loro figli a Castelfranco per fare il tampone zero, cioè quello da fare entro le 48 ore successive all'identificazione del caso indice. Io sapevo che c'era un nuovo protocollo stabilito dalla Regione Veneto che permetteva alle famiglie, anche in caso di screening scolastico, di effettuare i tamponi, i famosi T0 e T5, quindi il primo entro le 48 ore, privatamente. Nonostante la Regione abbia messo a disposizione dell'ufficio scolastico regionale un documento di sintesi per uniformare le procedure da attuare nel riscontro della positività in classe, molte scuole hanno enormi problemi a interpretare e applicare le nuove regole e qui nasce la confusione. Io sinceramente e altri genitori come me non siamo riusciti a capire come mai da Treviso dovessimo andare fino a Castelfranco. E se la confusione è tanta, le mamme hanno deciso autonomamente di fare il tampone ai loro figli in strutture private. La scuola ha accettato questa cosa qua, ribadendo però che solo un gruppo di bambini di una classe avrebbe potuto fare questa cosa e non la classe intera. A questo punto l'ULSS 2 Marca Trevigiana fa sapere che l'invio a Castelfranco è dovuto al fatto che quel specifico Covid Point garantisce una più celere effettuazione dei tamponi, in quanto l'azienda sanitaria sta attuando tutte le possibili iniziative a ridurre disagi e tempi di attesa. Ricorda inoltre che da lunedì è possibile effettuare gratuitamente tamponi di fine isolamento e fine quarantena anche nelle farmacie, presso i centri di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono già 3 anni che viviamo una vita veramente difficile e più andiamo avanti e più la vita è ancora più difficile con la scuola, con tutti questi protocolli di Covid, di quello e di questo. Chiudiamo la parentesi legata in un certo qual modo alla situazione epidemiologica, al mondo della sanità, anche se parliamo di conseguenze che il Covid ha portato in questo caso nell'economia, perché in un paio d'anni a Venezia, pensate, hanno chiuso almeno 1000 negozi. È la stima di uno studio di Confesercenti che lancia l'allarme per una città che non può vivere solo di turismo. Quanti negozi hanno chiuso a Venezia negli ultimi anni? Tra il 20 e il 21 si calcola un 25%, la cifra esatta in numeri non si sa, ma stiamo vicini al migliaio come minimo. Nell'itinerario notturno, durante il quale ha censito a colpi di tempere a base d'acqua le vetrine di quasi 150 negozi sfitti di Venezia, la street artist Freak of Nature ha solamente sfiorato la fondamenta in cui dagli anni 90 è attiva la libreria di Cristina Giussani. Già ai vertici di Confesercenti Venezia e Rovigo, l'estate scorsa Giussani è stata rieletta presidente di Confesercenti Veneto. Un recente studio della sua associazione, in collaborazione con lo UAV, ha scattato un'istantanea dello stato di salute del commercio cittadino.
Cosa è successo dopo l'acqua alta? E ha chiuso un 5% che è fisiologico, non è di più del normale, quindi l'acqua alta non ha influito come invece ha influito un anno e mezzo di pandemia. Siamo al 25% di attività definitivamente chiuse, tra l'altro è un dato precedente al 31 dicembre, quindi oggi sicuramente siamo anche oltre, perché il 31 dicembre sicuramente c'è stata un'altra moria di negozi. In una città anagraficamente rasa al suolo, il Covid ha provocato la chiusura anche dei negozi per turisti, iniziando da quelli di livello più basso a salire fino a quelli del lusso. Pur mantenendo lo sguardo anche al mercato del turismo, Confesercenti sta lanciando alle istituzioni diverse proposte per il ripopolamento di Venezia, ma l'impressione perlomeno è che la tendenza generale sia di aspettare la fine della pandemia per poi riprendere le politiche degli ultimi 20 anni. Noi non vediamo una grande attività in questo senso e infatti per questo continuiamo a battere su temi un po' come dei mantra, però ci piacerebbe vedere che ci sia almeno un inizio, perché non sono cose che si fanno in un giorno. Noi non pensiamo che ci sia il miracolo che da oggi a domani cambia tutto, no. Però se non cominci a costruire mattoncino per mattoncino fin da adesso, non cominci mai. Se cominci adesso, magari fra 5, 6, 10 anni abbiamo ritrovato una città molto più vivibile, abitata da residenti. Torniamo fra poco, ci prendiamo una piccola pausa, ma al nostro rientro parleremo del caro prezzi nei mercati. e 43, siamo in diretta con Focus TG, vi terremo compagnia fino alle 13.30, abbiamo tanto di cui parlare, tanti collegamenti dal nostro territorio, però come vi ho annunciato prima della pausa pubblicitaria andiamo a sentire come stanno andando le cose nei mercati dell'ortofrutta, perché i prezzi salgono, la frutta è alle stelle, frutta e verdura sono aumentati del 30-35%, pensate, i produttori dicono comprare una pera è diventato quasi un salassole, vengono vendute a peso d'oro, vediamo. La frutta sicuramente, cioè per dire quest'anno le pere hanno dei prezzi folli. Io l'anno scorso vendevo della tipologia di pere a 2,30, 2,40, quest'anno io le vendo a 2,70, 2,80. La frutta a peso d'oro. Al mercato ortofrutticolo di Vicenza sono gli stessi produttori a confermarlo. Il costo delle materie prime è salito alle stelle. Frutta e verdura in generale, sì, un po' tutto. Sì, sì. Un 10-20%, sì, secondo me sì. I clienti? I clienti lo notano, e anche perché è un periodo un po' difficile per tutti e questo va a gravare, a pesare, selezionano la merce. Ci troviamo in difficoltà perché chiaramente i clienti ci dicono come mai c'è questo aumento improvviso di frutta e verdura. Le arance le stiamo tenendo a 1,50, comunque da noi i prezzi per il concime è aumentato del 100%. È aumentato tutto. Qualcosa che l'ha colpito più di cosa? Le zucchine, 5 euro al chilo, cioè la cosa, le lascio, non le prendo proprio, non si può, insomma. E la frutta? La frutta prendo quella di stagione, quindi i prezzi comunque sono cari. Che nel supermercato ci sia un più rincaro. Noi, essendo un'azienda a conduzione familiare, ci stiamo ancora un po' sui cui prezzi, insomma. Io ho controllato anche stamattina il prezzo del gasolio al distributore e mi aumentano 1 centesimo al giorno. Cioè, se non alziamo non riusciamo a starci dentro con le spese, purtroppo. Le persone, i clienti cosa fanno? Come si comportano? E prendono il necessario, quindi come dire, il cibo che basta giornalmente. Dai produttori poi i problemi si riversano sui grossisti per la grande distribuzione. Le stime che abbiamo sono di un aumento di 1 centesimo, 2 centesimi al giorno su ogni chilo di merce, solo per il mantenimento al freddo di mele e pere. Le pere hanno subito un fortissimo aumento quest'anno anche a causa delle gelate di marzo del 2021 che hanno ridotto la merce a circa il 10% della produzione italiana. Difficile fare una previsione, credo che comunque se non ci sarà un rallentamento dell'aumento della corrente e del gas è difficile che si fermeranno gli aumenti dei prezzi della merce. Ci spostiamo adesso a Mestre per una vicenda che ha destato
polemiche e anche indignazione, perché è legata ai disservizi e ai disagi nell'ufficio postale, proprio nelle poste centrali di Mestre, che escludono le persone con disabilità. Le persone con disabilità escluse dalle poste centrali di Piazzale Sicilia Mestre, e la denuncia che arriva dall'Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia. Al centro dei dissidi la rampa mobile esterna, ferma da dicembre per un guasto ancora da riparare e di cui proprio l'AILS, con il suo rappresentante di Mestre, ha chiesto informazioni pochi minuti prima di questa nostra intervista. Le ho chieste 5 minuti fa, mi hanno detto che non funziona ancora, che ci sono ritardi perché i tecnici hanno problemi di Covid, i pezzi di ricambio non si trovano e da un mese e mezzo l'apparecchio che è a servizio dei disabili non funziona e non è utilizzabile. E poi succede che si aggiungono disservizi ai già noti disagi. Il caso della signora Roberta, il marito disabile al 100%, le è stato impossibile, dice, effettuare un prelievo dall'ufficio postale di Mestre 3 in Viale San Marco, e per questo è arrivata fino a qua. Con documento di mio marito, codice fiscale, documento, di fare un prelievo per mio marito, e loro hanno detto di no. Mentre se io ero con l'ATM fuori lo potevo fare, ma non funzionando mi sono rivolta, allora sono venuta qui a vedere perché loro stessi vadano da un altro sportello. Nel frattempo ho sentito che anche lo sportello di via Isiodo non funzionava, siamo venuti qua. Non funziona neanche qui, in Piazzale Sicilia. Impossibile salire le 2 scalinate delle poste centrali perché ha una disabilità al 100% e anche semplicemente per chi, con una disabilità temporanea, ha difficoltà a percorrere tutti questi scalini in assenza di un ascensore o di un suppletivo sollevatore mobile. È una roba scandalosa perché noi come Ecoistituto e come associazione AISM contro la sclerosi multipla chiediamo alle poste di renderlo usufruibile. Perché le poste stamattina mi hanno detto di andare in fondo a Via Piave, dove c'è un altro ufficio postale che ha solo un piccolo gradino, quindi è più accessibile. Da Poste Italiane contattate, la risposta è che la rampa, per essere riparata, ha bisogno di una scheda elettronica il cui pezzo di ricambio dovrebbe arrivare a cavallo tra la fine di questa e la prossima settimana. Vero è che oltre alla rampa sono diverse le cose che andrebbero sistemate, a dirlo la stessa utenza. Non è permesso che persone anziane, giovani, ma le anziane soprattutto, che sono quelle più deboli, debbano aspettare fuori di un ufficio postale per fare una qualsiasi operazione 1 ora e mezza. Cronaca, attualità, politica, economia, territorio, insomma sapete che noi qui a Focus TG parliamo di un po' di tutto, e allora adesso, dopo aver ascoltato questa denuncia, dopo aver vissuto insieme dei momenti molto toccanti, andando a parlare della giornata della memoria, ci spostiamo adesso a Vicenza, parliamo di fondi del PNRR. Il governo ha stanziato altri 905 milioni di euro che copriranno anche i progetti presentati da Vicenza per la riqualificazione urbana. Vediamo insieme. PNRR, nome in codice di Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Per farla corta e semplice, sono soldi freschi stanziati dall'Europa per rispondere alla crisi pandemica. È il governo italiano a riceverli e a stanziarli per premiare i progetti meritevoli. Vicenza, per la rigenerazione urbana, ha ottenuto l'ammissione di progetti per 18 milioni di euro. Progetti ammessi ma in attesa di essere finanziati e che oggi trovano finalmente copertura economica. Il governo infatti oggi ha stanziato altri 905 milioni di euro a livello nazionale, denaro che arriva anche nella città del Palladio per intervenire nella riqualificazione di Campomarzo, di Palazzo Chiericati, per il Palazzetto dello Sport e per diverse scuole comunali che otterranno così una riqualificazione energetica e un adeguamento sismico. Verrà inoltre restaurata la Torre del Tormento, Porta Santa Croce, Parco Quirini e la sala polifunzionale della Basilica Palladiana. Verranno anche completate le ciclovie definite dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Sempre dal PNRR arrivano 7 milioni e 400 mila euro per l'acquisto nel 2023 di nuovi bus a impatto zero, un passo importante verso una mobilità
attenta all'ambiente. In questi anni abbiamo programmato con SVT tutta una serie di interventi per la rigenerazione del parco mezzi del trasporto pubblico locale. Ci stiamo riuscendo attraverso mezzi propri, attraverso risorse nostre, ma anche attraverso fondi ministeriali. Grazie al PNRR otteniamo una somma di 7.400.000 euro che investiremo su mezzi elettrici o a idrogeno e lavoreremo per l'acquisto di almeno 12-13 mezzi con le colonnine di ricarica appunto finalizzate alla ricarica di questi mezzi. Sarà una rivoluzione verde anche dal punto di vista del trasporto pubblico locale che va nella direzione tracciata del piano urbano di mobilità sostenibile che stiamo realizzando ed elaborando proprio in questi mesi. Verranno comprati anche piccoli autobus in modo da rispondere pure alle esigenze dei residenti del centro storico che si erano rivolti a Rete Veneta per chiedere che all'interno delle mura circolassero mezzi di dimensioni contenute così da non far tremare i muri delle case e salvaguardare di più e meglio il porfido delle vie del cuore della città. Abbiamo preso in considerazione questa richiesta dei cittadini, condivisa e lanciata anche da Rete Veneta qualche tempo fa. Si tratta però di una rivoluzione urbana e viabilistica del trasporto pubblico locale impattante, importante, quindi stiamo lavorando allo sviluppo del progetto per portare appunto i mezzi pesanti all'esterno delle mura e quindi tutelare anche il nostro centro storico che, ricordo, fa parte anche dei beni UNESCO. E c'è un altro comune del Vicentino che cerca di intercettare i fondi del PNRR, è Recoaro Terme, che intende contrastare il calo demografico. Anche il comune di Recoaro Terme ha partecipato praticamente al bando nazionale che riguarda i borghi d'Italia e sulla linea A, la linea che va a finanziare un unico progetto regionale di 20 milioni di euro. E noi siamo partiti da questi approfondimenti che abbiamo fatto in questo anno di amministrazione, ritenendo che il comune di Recoaro Terme poteva partecipare. Siamo convinti proprio per le sue caratteristiche, le sue eccellenze e la necessità che ha il comune di ripartire. Recoaro Terme si candida dunque a borgo a rischio abbandono da recuperare. Il comune ha presentato un proprio progetto del valore di 34 milioni di euro al progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica. Si tratta di un'azione specificatamente prevista nell'ambito dei fondi del PNRR che ha dato mandato alle singole regioni per la pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse. Il progetto candidato, i cui termini di presentazione sono scaduti lo scorso 22 gennaio, prevede una partecipazione sia del comparto pubblico con investimenti pari al 58% del valore complessivo che di quello privato per il restante 42%. Il bando prevede la selezione di un progetto pilota per regione con un valore di 20 milioni di euro a cui si possono affiancare fondi privati. Al momento in Veneto sono 5 i comuni che hanno presentato la propria candidatura. Il maxi progetto presentato da Recoaro Terme ha tra i suoi obiettivi cardine l'inversione del calo demografico pari a una riduzione di popolazione del 21,6% negli ultimi 30 anni. Da dove ripartire? Ripartire attraverso chiaramente il compendio termale, il ripristino di quelli sono l'aspetto termale e l'economia delle terme e anche la salvaguardia del borgo interno storico. Ecco, è una notizia importante perché stiamo lavorando in tutto e per tutto per ridare quel valore che ha il nostro comune e questa è una grande opportunità e unica opportunità che deriva da quel piano, dai fondi PNRR nazionali. Ecco, speriamo, sono 5 comuni che vengono valutati a livello regionale, poi sarà lo Stato che deciderà quale dei 5 avrà il premio finale. Cronaca in primo piano, adesso ci spostiamo a Padova con la nostra collega Chiara Gaiani che ci fa un po' il punto su tutto quello che è successo nelle ultime ore, poi parleremo anche di Covid. Intanto Chiara, ben trovata, a te la linea.
Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo nel centro di Padova, questa è via Galileo, nella laterale di via del Santo. Era proprio qui che andava a scuola Carlo Alberto Conte, in una scuola che si vede in lontananza per chi conosce la città, una scuola media, una città che è sotto shock. Padova, ricorderemo che Carlo Alberto Conte, atleta delle Fiamme Oro, 12 anni, si è sentito male durante la sua prima gara di atletica dell'anno a Vittorio Veneto, è stato immediatamente soccorso dai sanitari, soccorsi che sono stati tempestivi e puntuali. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di martedì. Un dolore enorme per la città di Padova, per chi lo conosceva, la famiglia tra l'altro era già stata provata da un lutto 6 anni fa, era morto lo zio materno, uno zio per cui è nata addirittura una fondazione che lotta contro la terribile malattia che l'aveva colpito. Una famiglia provata ma anche molto forte, ci hanno raccontato le persone che hanno avuto modo di incrociarli in questi giorni. Una città che si stringe intorno a questa famiglia. Vanno anche avanti tutte le indagini per cercare di capire come mai sia possibile una morte così, e infatti è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Treviso su questo caso, un'inchiesta, un atto dovuto per permettere di eseguire tutti gli esami, perché la famiglia ha dato la via libera che si studi il cuore di Carlo Alberto, si capisca, perché si possa dare una speranza ad altre persone. A farlo sarà la professoressa Cristina Basso dell'anatomia patologica dell'Università di Padova, che tra l'altro noi abbiamo sentito, poi vi racconteremo che cosa ci ha detto, che proprio di questo, della morte improvvisa dell'atleta, di questo cuore che smette di battere improvvisamente, si occupa da molti anni, e grazie a tutte le ricerche che hanno condotto lei e la sua equipe molte persone sono state salvate, perché è possibile adesso capire da dei minimi segnali nel tracciato di un elettrocardiogramma o di un elettrocardiogramma da sforzo a cui vengono sottoposti i ragazzi, insomma, e gli sportivi prima di fare attività. Adesso è obbligatorio il certificato medico sia per l'attività sportiva di base sia per l'attività sportiva agonistica. Ecco, quei piccoli segni che per noi non significano niente, chi li sa leggere bene dà un'interpretazione corretta, scattano ulteriori accertamenti, molte vite sono state salvate grazie a questi studi. Hai detto bene, Chiara, una città, Padova, colpita dal lutto, ma mi permetto di dire che il cordoglio è unanime e coinvolge tutti, dalla nostra redazione a tutti coloro che hanno saputo di questa drammatica notizia. Cerchiamo di dare spazio anche ad altre notizie di cronaca e poi insomma approfitto della tua presenza per fare un po' il punto anche legato alla situazione Covid. Beh, allora partirei da quest'ultima cosa, perché finalmente ieri in azienda ospedaliera ci hanno dato delle buone notizie. È calato il numero di persone presenti in terapia intensiva, tanto che la rianimazione centrale è stata riaperta anche ai pazienti non Covid, e questo significa che interventi che magari le persone stanno aspettando e che necessitano poi il ricovero in terapia intensiva saranno fatti nelle prossime ore. Questa è decisamente una buona notizia, una rianimazione centrale che con orgoglio, ci ha raccontato il suo direttore Ivo Tiberio, è riuscita a convincere tutte le persone che hanno avuto bisogno di entrare per la polmonite interstiziale legata al Covid. Abbiamo raccontato anche noi, anche le nostre redazioni, di persone che rifiutano le cure. Ecco, a Padova è scattato un meccanismo di dialogo, di fiducia reciproca tra i pazienti che arrivavano, i familiari, e questo non è mai accaduto. Ti darei anche una notizia di cronaca legata questo, perché la polizia ieri è intervenuta all'interno di un albergo di Abano Terme. C'erano persone, non veniva controllato il Green Pass, addirittura alla reception senza mascherina il padre del titolare di questo albergo che era positivo al virus. Ecco, questo albergo è stato ovviamente multato, il titolare è stato denunciato per epidemia colposa, ma di questo vi parleremo ovviamente nelle nostre prossime edizioni. Chiara, io ti ringrazio per il tuo intervento sempre preciso e puntuale, ringrazio te e il collega Francesco Rattai per questo collegamento. Buon lavoro, noi rientriamo in studio per dare la pubblicità, ci rivediamo fra 2 minuti.
13:03, questo vuol dire che vi terremo compagnia per poco meno di 30 minuti ancora con Focus TG, con le notizie del Veneto dal Veneto. Ebbene, abbiamo sentito il nostro ultimo collegamento da Padova, l'aggiornamento sulla cronaca e sulla situazione Covid. Abbiamo parlato del caro prezzi nei mercati, della giornata della memoria. Adesso ci spostiamo di nuovo a Bassano del Grappa per parlare di turismo e di politica cittadina, perché la questione è legata al percorso che dovrà portare al riconoscimento di patrimonio UNESCO del Ponte Vecchio ha subito un intoppo, questo lo sappiamo, ve lo abbiamo raccontato. Ebbene, in città la polemica divampa, si continua a parlare di questo passo falso dell'amministrazione comunale nel presentare un progetto non ritenuto idoneo dal Ministero dei Beni Culturali, e quindi dal territorio arriva unanime una voce, un appello alla condivisione, perché Bassano vuole che il ponte, ma non solo, diventi patrimonio UNESCO. Vediamo. Ponte Vecchio, patrimonio UNESCO. No, non ancora, non così. Non come l'ha pensato e proposto questa amministrazione comunale. Continua a far discutere la bocciatura che il Ministero dei Beni Culturali ha assegnato al progetto presentato dal sindaco Elena Pavan, che, incurante delle proposte di chi ha amministrato la città, di chi opera tuttora nella politica regionale non solo, e soprattutto dei tanti cittadini che si erano schierati per un progetto di più ampio respiro, ha voluto correre da sola, finendo col fare pochissima strada, indispettendosi anche con il presidente Luca Zaia e con la sua proposta, anticipata nel giorno dell'inaugurazione del ponte dopo i lavori di restauro. Spiace perché in Consiglio Comunale l'assessore alla cultura Cabbion ha rigettato questa interpretazione, che non era solo la nostra, ripeto, era quella di sovrintendenza, dicendo no, io mi sono informata, ho fatto fare gli approfondimenti, non sappiamo quali perché carte non ne abbiamo viste, e invece la strada da percorrere è quella. Ecco, quella strada ha già portato secca davanti a un muro. Proprio dall'ex sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, arriva un appello alla condivisione, a fare squadra, al di là delle ideologie politiche. Non buttiamo a mare quel che c'è stato prima perché non c'ero io a guidare la macchina, ecco, non ci sono primogeniture o primi o secondi della classe. Qua c'è una città che ci tiene particolarmente, ci tiene enormemente al ponte, a quel contesto, e lo vuole portare ai massimi livelli di riconoscimento. Ci siamo riusciti in Italia come monumento nazionale perché Lega, PD e tutti quanti gli altri si sono mossi assieme. La senatrice Zobollini e l'onorevole Racchella che hanno fatto squadra, così si ottengono i risultati, dobbiamo fare squadra. Insomma, ricordate la famosa locandina de "il ponte è mio e ci gioco solo io"? Ecco, anche il Ministero vuole un ponte di tutti, un ponte che unisca. Basta giochi. La strada per ottenere il riconoscimento di patrimonio UNESCO è una cosa seria. E ieri Bassano ha dato l'ultimo saluto a Gianna Miola, stimata preside del liceo Brocchi, ma soprattutto una figura di spicco del mondo veneto della scuola. Il mondo della scuola piange uno dei suoi maggiori punti di riferimento e oggi si è stretto alla famiglia di Gianna Miola nel giorno dell'ultimo saluto, dell'addio a questa donna dalle straordinarie capacità che ha saputo, con il suo operato, con la sua lungimiranza, con la sua determinazione, lasciare una traccia che rimarrà indelebile. Una grande donna per la scuola, per questa comunità, per chi l'ha potuta incontrare, una grande insegnante. Questo spero sia di conforto, soprattutto alla famiglia, perché noi, istituzioni e comunità scolastiche, sappiamo bene quanto è stato il suo grande valore e quanto sia stata la sua grande forza nell'accompagnare la scuola anche in momenti difficili. Una donna che non ha tratto lustro dagli incarichi che ha ricoperto, fino a diventare vice direttore generale,
ma che ha dato lustro, senso, significato profondo a questa istituzione. Tanti gli insegnanti presenti alla cerimonia nella chiesa di Santa Croce, gli ex alunni, gli amministratori rappresentati dal sindaco di Enego, paese natale di Gianna Miola. I suoi alunni, gli insegnanti, i colleghi, dirigenti non la dimenticheranno e noi amministratori auspichiamo che l'esempio della professoressa Miola continui a manifestarsi nel dialogo, nella collaborazione, nell'intesa tra la scuola, il territorio, le amministrazioni, come sapeva fare magistralmente lei. Grande l'amore della professoressa Miola per il marito Gianfranco e per il figlio Fulvio, che ha voluto ricordarla con queste parole. L'amore per la conoscenza è stata sempre la sua forza, ma non è una conoscenza arida, è la conoscenza che guarda negli occhi delle persone, che risveglia in ciascuna persona le energie che ognuno ha e trasmette questo amore per la conoscenza. Io posso testimoniare questo e ti ringrazio, mamma, per avermelo sempre ricordato in ogni tuo sguardo, in ogni carezza. Il comune di Cassola punta tanto sulla cultura. A San Giuseppe sono stati infatti ampliati e riorganizzati gli spazi della biblioteca, ma soprattutto sono state aperte le porte al pubblico dell'archivio storico comunale. Il documento più vecchio risale al 1500 e racconta della disputa tra il comune di Pove e quello di Cassola per la titolarità della cima del Monte Asolone. Ma tra i tesori ritrovati negli archivi comunali c'è anche un codice asburgico del 1854, un registro scolastico del 1924 e quello degli atti di nascita del 1808. È stato un lavoro di riordino e di trasloco eseguito con la supervisione della soprintendenza, che ha portato alla nascita di un archivio storico ricavato nell'interrato della sede dei servizi sociali a San Giuseppe. È suddiviso in due parti importanti, che sono l'archivio storico, che è quindi tutta la documentazione che ha più di 40 anni, e l'archivio di deposito, che invece è negli ultimi 40 anni ovviamente, e che però sono pratiche di tipo chiuso. È anche un modo per conoscere la storia del nostro paese tramite delle fonti dirette che non sapevamo nemmeno di avere. Ci sono anche dei ritrovamenti che fanno, come dire, fanno emozionare. I cittadini potranno consultare tutti questi documenti storici il mercoledì dalle 14 alle 18. E sempre in tema di cultura ci sono novità anche per la biblioteca di San Giuseppe, dove gli spazi sono stati ampliati, il portico è stato chiuso ed è stata portata l'emeroteca. Siamo dentro a quello che era il portico esterno, che è diventato in questo momento emeroteca. Come si vede è uno spazio sfruttato, abbiamo utilizzato il vecchio portico, ricavando questo spazio e quello a fianco, a nord, dove è una prosecuzione dell'aula studio già esistente. Come nostra abitudine, sono tanti i collegamenti nel corso del Focus TG, collegamenti live con il territorio, e adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove c'è il nostro collega Federico Fusetti, che si sta occupando in queste ore della questione farmacie, quindi di come sta andando il nuovo servizio gratuito offerto dalla Regione Veneto, convenzionata con le farmacie aderenti, per i tamponi appunto gratis di fine quarantena e di fine isolamento. Poi so che ha anche una notizia di cronaca dall'altopiano, e allora buongiorno Federico, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Ma per quanto riguarda i tamponi in farmacia, direi che la situazione si sta normalizzando, perché in effetti insomma sono state ore difficili nei giorni scorsi. Mancavano le linee guida della regione, che poi sono arrivate, e quindi con quelle, diciamo, ieri mattina finalmente la partenza è stata definitiva. Va bene, sì, è giusto anche precisare che tamponi gratuiti sì, però c'è bisogno rispettare la normativa, che significa avere l'impegnativa del medico e insomma in casi particolari, cioè quelli di fine isolamento, di fine quarantena, nel caso in cui siano fatti per la fine della quarantena scolastica, serve anche un documento rilasciato dalla scuola con la firma del preside, quindi è bene prima essere
diciamo, sicuri di avere con sé tutta la documentazione necessaria. Non è sufficiente presentarsi in farmacia e pretendere, diciamo così, il tampone rapido. Quindi ci vuole la documentazione, poi ci sono alcune farmacie che chiedono la prenotazione, altre invece che consentono di presentarsi direttamente, ma come era anche prima, c'è sempre stato che alcune farmacie lavorassero su prenotazione per i tamponi e altre invece in questi mesi hanno preferito, diciamo, far accedere i clienti senza bisogno di prenotare. Quindi comunque direi che la situazione, da quello che abbiamo capito, insomma, si sta normalizzando parecchio, anche perché man mano che passano le ore gli utenti imparano qual è la documentazione, imparano ad avere, diciamo, a preoccuparsi prima di quali carte avere. Questo significa, insomma, arrivare in farmacia già pronti e senza perdere tempo, in un certo senso. Sempre molto chiaro il nostro Federico Fusetti. Dicevamo, dai, notizie importanti, perché sai, è una sorta di istruzioni per l'uso che fanno molto comodo ai nostri telespettatori. Dicevamo che hai anche qualche notizia di cronaca. Sì, c'è una notizia di cronaca. Purtroppo veramente quando si parla di violenza sulle donne in particolare è difficile anche raccontare quello che è successo. Parliamo di Lusiana Conco per quanto riguarda il territorio, il comune, e la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha notificato un ordine di divieto di avvicinamento. Significa che questa persona, quest'uomo, non può avvicinarsi né alla casa né ai luoghi di lavoro della donna, nemmeno può tentare in alcun modo di contattarla, di comunicare con lei. Episodi di violenza che ormai andavano avanti da 2 anni. Ci sono state 5 denunce da parte della donna, in numerose occasioni ha dovuto anche rivolgersi, recarsi in ospedale per le cure con dei certificati, con delle prognosi. Violenze che, insomma, andavano dai pugni ai calci, in un'occasione una sigaretta spenta sull'avambraccio. Insomma, davvero è difficile anche solo raccontare quello che è accaduto. Finalmente l'autorità giudiziaria, insomma, ha deciso di prendere un provvedimento. Il provvedimento è questo, il divieto di avvicinamento, e ovviamente, insomma, in questo caso le conseguenze saranno serie se l'uomo cercherà nuovamente di avvicinarsi alla donna. È stato attivato anche il cosiddetto codice rosso, cioè quindi questa procedura in un certo senso molto più veloce per quanto riguarda i provvedimenti giudiziari, e che si attiva nel caso in cui sia proprio così conclamata, così grave e così ripetuta nel tempo la situazione di episodi di violenza. Quindi, insomma, Guardia di Finanza e Lusiana Conco come località. Federico, grazie mille per il tuo collegamento, buon lavoro, ti lasciamo alla tua attività di giornalista in cerca di scoop, di notizie che, insomma, racconterai nel corso della edizione serale dell'informazione di Rete Veneta, di TG Bassano. Noi ti ringraziamo, rientriamo in studio perché adesso cambiamo decisamente argomento, ma lo sapete, l'ultima mezz'ora del nostro Focus TG è dedicata a un ping pong di notizie che coinvolgono tutto il territorio, ma anche tutte le tematiche, gli argomenti. Si parte dal turismo all'attualità, alla cronaca, all'economia, alla politica e quant'altro. Adesso parliamo di arte e andiamo insieme perché abbiamo visitato per voi il Museo d'Arte Orientale. Ci spostiamo a Trieste e abbiamo scoperto un'importante figura di mecenate. Vediamo. La puntata di Trieste d'Arte, che andrà in onda venerdì prossimo, sarà dedicata al Museo di Arte Orientale a Palazzo Leo, edificio che si trova in Cavana, poco distante da Piazza Unità, e che fra l'altro ospitò anche Giacomo Casanova. Un piccolo scrigno originato dai commerci che la città aveva intrapreso con l'Oriente ed arricchito dai lasciti e dalle donazioni dei privati. Raccontandocene le vicende, la curatrice Michela Messina ha accennato ad una figura particolare nella storia delle famiglie più note della Trieste di fine 800 e inizio 900, Mario Morpurgo d'Enigma. Non comprava per arredare casa sua,
come potevano essere i Sartorio, no? Che è una questione di gusto, arrediamo la casa. Lui voleva le stampe, se le cercava, voleva i surimono, queste stampe che ci sono nelle bacheche sono surimono, sono stampe a bassa tiratura soltanto per cerchie di poeti in occasione di ricorrenze particolari come il Capodanno oppure il cambio della stagione, l'arrivo della primavera. Quindi sicuramente pensiamo a Mario Morpurgo de Nilma in questi termini, sì. Mario Morpurgo de Nilma non può essere paragonato a John Soane, il collezionista inglese che ha trasformato la sua casa in un museo con risultati anche eccessivi. Vero è però che anche egli era animato da una sorta di compulsione, se vogliamo. Compulsione che grazie al testamento ha di fatto concesso a Trieste di entrare in possesso di una serie di oggetti di rara bellezza e straordinaria importanza. Le stampe giapponesi che noi vediamo in questa sede, in pezzi principali, tra cui l'Onda di Okusai, che insomma è un'icona universale, provengono dal legato di Mario Morpurgo de Nilma. Mario Morpurgo de Nilma era il presidente della comunità dei collezionisti d'arte negli anni 30 del Novecento a Trieste. A lui dobbiamo anche parte delle porcellane cinesi e giapponesi. L'appuntamento con Trieste Arte è per venerdì alle ore 18. Ci spostiamo adesso nel Bellunese perché il 2022 è un anno cruciale per la ripartenza del settore fieristico e non solo. A Longarone c'è grande attesa per il ritorno di Agrimont. Finalmente riparte Agrimont, la fiera dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Le date ci portano al prossimo mese di marzo, ma l'organizzazione nel quartiere fieristico di Longarone è già frenetica. Il 2022 si profila come un anno importantissimo di ripartenza, con una prenotazione di tutti gli spazi ormai a più del 100%, e quindi con tantissime imprese che parteciperanno. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 e l'esperimento online dello scorso anno, quest'anno Longarone Fiere conta di arrivare al record raggiunto nel 2019 con 278 marchi rappresentati, 141 espositori diretti provenienti da 14 regioni italiane e 13 paesi di tutto il mondo. Siamo però ottimisti perché stiamo notando che c'è una voglia di ritornare alla normalità, ma soprattutto alle attività di tutti i giorni, alle attività che c'erano prima di Covid. In un settore, fra l'altro, quello dell'agricoltura, quello della zootecnia, che sono settori che comunque hanno dovuto lavorare durante il Covid. Agrimont copre moltissimi settori legati alla montagna, dalla filiera forestale alle attrezzature, dall'agriturismo alla gestione dell'ambiente fino al florovivaismo. Molto denso il carnet degli appuntamenti di approfondimento. Presenteremo lo stato dell'arte di quello che è il progetto Life Vaia, che tratta anche del tema proprio del riutilizzo degli ambiti boschivi che sono stati danneggiati dalla tempesta Vaia, ma che studia anche come rendere sempre più produttive le zone di montagna ai fini anche del ripopolamento, di creare posti di lavoro, reddito. Insomma, sapete che a Roma in questi giorni si sta procedendo alla votazione, all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e non capita di certo tutti i giorni di sentire il proprio nome scandito durante la fase di scrutinio, insomma di lettura dei voti, ed è una cosa che curiosa, insomma, è accaduta ieri all'ex consigliere comunale di Treviso Sossio Vitale. Cosa si prova a sapere che il proprio nome è risuonato in Parlamento? Beh, certamente 5 minuti di euforia e dopo, calata l'euforia, tanti pensieri. Del resto non capita a tutti e tutti i giorni sentire il proprio nome scandito a chiare lettere nell'aula di Montecitorio e soprattutto nel corso dell'elezione del Presidente della Repubblica. All'avvocato ed ex consigliere comunale nelle file del PD trevigiano è accaduto comunque ieri pomeriggio, alla seconda votazione. Qualcuno si è fatto sentire? No, per il momento no, però stiamo facendo le nostre ricerche per capire chi è stato uno dei grandi elettori che ha espresso questa preferenza. A questo punto la domanda è d'obbligo. Ma se le chiedessero veramente di fare il Presidente della Repubblica? Mi è piaciuta molto la frase che ha detto il dottor Carlo Nordio, signore non son degno. Chissà cosa avrebbe detto il bisnonno Ferdinando, diventato avvocato gridando vive il re. Perché mai come di questi tempi, come direbbe Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale per fare 7 anni al Colle.
Ecco perché Sossio ha già la sua preferenza. Io credo che non ci sia altra carta che quella di Draghi. E questo voto con il suo nome, secondo Sossio, racconta una realtà a due facce. È una cosa che inorgoglisce, però fa anche molto riflettere sullo stato dei partiti attuali. Perché il vero dato sconfortante è la montagna di schede bianche. Riflettono una carenza di partiti che non riescono più a formare una classe dirigente. E adesso un po' di sport, ci spostiamo nel Padovano, per esattezza proprio a Padova, per parlare del calcio Padova con il nuovo direttore sportivo Mirabelli, che si è presentato in cerca anche lui di riscatto dopo magari la tutt'altro che felice parentesi come direttore sportivo del Milan. Vediamo. Capisco pure che il Padova, onestamente, con tutto il rispetto della categoria, non ha nulla a che vedere e che fare con questa categoria, quindi ci si augura tutti quanti di portarla laddove tutti sappiamo. Si presenta così Massimiliano Mirabelli, 52 anni, già direttore sportivo del Milan, di proprietà cinese, è arrivato a Padova per vincere e guadagnare la Serie B. Padova non è la Serie C, Padova per me vale quanto la Serie A e quanto il Milan e l'Inter, perché è una piazza, è un club importantissimo, quindi è una sfida difficilissima, bellissima, a me piace vincere le sfide. La società ha idee chiare, dice Mirabelli, questi obiettivi però si conquistano sul campo, per ora però il mercato resta solo in uscita. Noi abbiamo un gruppo importante dove dobbiamo lavorare più con la testa che con gli innesti di mercato. Già gennaio è un mercato particolare per tutte le squadre, quindi non è un mercato che ti risolve i problemi. Con l'allenatore abbiamo parlato e non ha la voglia di toccare nulla e noi siamo d'accordo, però siamo vigili e pronti. Centrale nella visione di Mirabelli il settore giovanile. Secondo me, se investiamo di più e meglio, forse invece avremo tanti Lovato e tanti Moro. Dobbiamo far sì che Padova sia appetita anche ai giovani, soprattutto quelli del Veneto, no? Sia la prima squadra a cui i ragazzi vorranno andare. Quindi su questo dobbiamo fare tante cose, dobbiamo lavorare affinché rendiamo il club appetibile iniziando da giù. Torniamo a parlare di quello che sta succedendo a Roma al Quirinale, perché insomma la partita proprio del Quirinale si doveva chiudere prima, perché il paese ha ben altri problemi ed è alla ricerca di risposte urgenti. Questo è quello che ha detto il numero uno degli industriali veneti. Speriamo che domani sia il giorno buono, secondo me si poteva fare anche prima, il Paese sta vivendo un momento particolare, abbiamo una ripresa che sta un po' affannando, ci sono un sacco di problemi. Per il presidente di Confindustria, Carraro, bisogna chiudere in fretta la partita del Quirinale per dare al Paese una dimostrazione di responsabilità. Vedere queste schede bianche, questi nomi anche così un po' sparati a casa, sembra veramente che chi è a Roma non abbia contezza dei tempi che stiamo vivendo. Di questi tempi anche un giorno fa differenza. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti su più fronti, continua il numero uno degli industriali veneti, che punta i riflettori sul caro energia che rischia di bloccare, se non totalmente, almeno parzialmente, alcuni cicli produttivi. Ci sono aziende per esempio che stanno portando la produzione in altre ore della giornata perché il prezzo delle fasce orarie cambia, quindi magari stanno aumentando la produzione nelle ore notturne, nelle ore serali, e alcune stanno pensando di fermare perché non riescono a sostenere questi costi, in un momento invece che le cose stavano andando particolarmente bene. Non si possono neanche fermare certe aziende, perché se partiamo
dagli inizi della catena di produzione, quindi le acciaierie, quindi le fonderie, poi vuol dire a cascata fermare tutto il paese. A questo si aggiunge il problema delle quarantene che costringono a casa molti lavoratori, creando vuoti nei sistemi produttivi. Abbiamo in alcune aziende il 20% di assenteismo, questo qui ci impone di rivedere i turni, ci impone di rallentare l'output della produzione. In tal senso Confindustria applaude all'impegno dei governatori che in un documento hanno sintetizzato le proposte al ministro Speranza. Forse bisognerà che anche con determinate precauzioni chi è positivo possa andare in sicurezza per sé, ma soprattutto per gli altri, tornare a lavorare. Abbiamo raggiunto il limite. Per oggi, per questa edizione di Focus TG è tutto. Prima di salutarci, prima di augurarvi buon pranzo, buon pomeriggio di studio, buon ritorno al lavoro, insomma qualsiasi cosa voi facciate oggi nel pomeriggio, diamo un'occhiata al report dei vaccini, perché se prima abbiamo avuto modo di vedere come stanno andando le cose per quello che riguarda il delta di somministrazioni di vaccini inoculati nelle ultime 24 ore, adesso spostiamoci nella parte bassa del report di monitoraggio che ci fornisce la Regione del Veneto per andare a dare un'occhiata alle fasce di età e alla percentuale di vaccinati proprio in base appunto alla popolazione residente suddivisa per fasce d'età. Come potete vedere, insomma, gli over 80, gli over 70 anche sono praticamente quasi tutti vaccinati, sia con la prima che con la seconda dose, e addirittura l'86,4% degli over 80 ha già avuto la dose booster, l'82,7% degli over 70, quindi parliamo veramente di percentuali e numeri importanti. In chiusura diamo un'occhiata invece a un dato che ci interessa particolarmente in questo periodo, quello dei bambini età 5-11 anni. Guardate, prima dose ha raggiunto il 30% dei bambini fra i 5 e gli 11 anni, la seconda dose il 14,3%, hanno già prenotato, sono già prenotati per diciamo completare il ciclo il 31,6% dei bambini dai 5 agli 11 anni, insomma, quindi numeri in crescita, anche se non in crescita vertiginosa. Per questa edizione, vi dicevo, di Focus TG è davvero tutto. Io vi ringrazio per averci scelto, per tenervi compagnia e vi do appuntamento a domani.